Responsabilità, rispetto delle regole e uso della mascherina sono queste le parole d'ordine per i viaggiatori che domani saliranno a bordo di autobus e treni. Quello dei mezzi di trasporto pubblici è uno degli aspetti più delicati della fase 2, al quale da settimane l'assessore De Berti sta lavorando con le aziende. Fondamentale però la collaborazione dei cittadini. Gli utenti dovranno continuare ad utilizzare la mascherina. È opportuno che utilizzino o i guanti oppure il gel igienizzante. Gli autobus viaggeranno con una capienza notevolmente limitata. Su autobus da 12 metri a fronte di passeggeri tra in piedi e seduti di numero 97 normalmente, porteranno 9 persone, invece per quanto riguarda l'urbano, invece per quanto riguarda l'extraurbano, a fronte di una capacità di 79 persone ne porteranno 15. Raccomando veramente gli utenti di sedersi solo dove è indicato che ci si può sedere, organizzati con delle porte di sola entrata e sola uscita per evitare che i flussi di utenti si incrocino tra di loro. Distanziamento sociale che sarà necessario anche alle fermate degli autobus. Le aziende stanno lavorando a questo pensando al possibile posizionamento di segnaletica orizzontale. A bordo non sarà più consentito acquistare il biglietto, verrà incentivato il ticket online. Resta poi il problema del rispetto delle misure. Al ministro, spiega l'assessore De Berti, è stato posto il problema dei controlli a bordo. Gli autisti avranno la possibilità di segnalare alle forze dell'ordine comportamenti vietati, a partire dal mancato utilizzo della mascherina, come, stando a numerose segnalazioni, sta accadendo ancora troppo spesso sugli autobus. Pensare a corpi speciali per la vigilanza sarebbe una sconfitta, dice il presidente Zaia, che però poi lancia una provocazione. Perché non possiamo avere un sensore? Perché sarebbe da rifiutare le cure a chi non la porta. Lo dico ovviamente come provocazione. Quando arrivi in ospedale noi non sappiamo se ti sei comportato bene o male. Però se potessimo saperlo, almeno sapremmo chi abbiamo davanti. Avremmo anche un dato epidemiologico, perché se uno non la porta capisci perché ti arrivi in ospedale. Per quanto riguarda i treni, da domani sarà attivo il 53% dei convogli, poi giornalmente si valuteranno i flussi per adottare ulteriori decisioni. In questi giorni Trenitalia sta lavorando per allestire tutti i vagoni con le varie indicazioni. Ovviamente i treni da allestire sono tantissimi, per domani non saranno allestiti tutti, ma ci vorrà qualche giorno. Come per gli autobus e anche in treno, obbligo di mascherina e attenzione al distanziamento a bordo e sulla banchina in stazione. Gli accessi alle stazioni, soprattutto quelle presidiate, saranno contingentati e regolamentati. Ci saranno delle porte di entrata e delle porte di uscita, anche lì con dei percorsi. Verrà messa l'indicazione delle porte dove si potranno essere utilizzate per salire, le porte dove potranno essere utilizzate solo per scendere. Verranno indicati i sedili dove non ci si può sedere.